Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Un raffinato sistema di frode fiscale con regia unica su Catania che abusava dei vantaggi normativi in tema di distacco di personale previsti per i contratti di rete fra imprese. Questo quanto ha scoperto la Guardia di Finanza etnea, che ha disposto 16 misure cautelari e sequestri per 29 milioni di euro. Avrebbe continuato a incontrare i dipendenti di società in fallimento, impartendo loro disposizioni lavorative nonostante fosse gli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta. È l'accusa contestata a un noto ristoratore di Siracusa che per questo motivo è stato portato in carcere. I carabinieri hanno sequestrato beni per 1 milione di euro ai 5 indagati dell'operazione dello scorso aprile sul presunto sfruttamento di insegnanti e personale ATA di 2 distinti istituti paritari nel Palermitano. La polizia di Augusta, nel Siracusano, ha arrestato per spaccio un 38enne del posto che aveva allestito all'interno del suo appartamento una serra con oltre 1000 piantine di marijuana. Infine una sedicenne scomparsa da 2 giorni a Misterbianco nel Catanese. La ragazza si sarebbe allontanata da casa lunedì scorso, poco dopo mezzogiorno. La madre ha lanciato un appello alla trasmissione Chi l'ha visto. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.